È stato un venerdì nero per il trasporto pubblico e collegamenti acquei a CTV a Venezia. Nel tardo pomeriggio di oggi l'adesione dei lavoratori che si era registrata era molto alta, attorno all'80%. Hanno quindi incrociato le braccia in media 8 lavoratori su 10, dato assai elevato se si considera che la mobilitazione è partita da una sola sigla sindacale. Evidentemente le motivazioni espresse dal sindacato generale di base, che chiede tra l'altro un adeguamento dei salari e di cessare l'invio delle armi, hanno avuto un'adesione trasversale. Chi è rimasto in servizio è stato giocoforza impiegato per garantire i collegamenti acquei lagunari e i servizi minimi previsti per legge, nonché i collegamenti con le isole. Questo significa però che intere zone della città del centro storico sono rimaste sguarnite senza servizi. Abbiamo assicurato tutti i servizi minimi stabiliti dall'accordo con la Commissione di garanzia per collegare tutte le isole. Oltre a questi siamo riusciti a garantire il collegamento Piazzale-Roma-Rialto tutto il giorno con frequenza ogni 10 minuti, i collegamenti Lido Fondamental Nuove via Ospedale ogni 30 minuti dalle 9 alle 20 circa. Questo è il punto di Gianluca Cuzzolin, direttore della navigazione a CTV. Lo sciopero cesserà oggi a mezzanotte e domani è un altro giorno. L'adesione allo sciopero si aggira intorno all'80% e credo che sarà il risultato più o meno a cui ci attesteremo nell'arco della giornata.